Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. C'è Roma-Milan, siamo alla fine del campionato. La maglietta del Milan l'ho messa ieri per il video sull'album 91-92, oggi metto quella della Roma per parlare proprio di Roma-Milan. Eccola qui, facciamo un misto di maglie. E vi racconto Roma-Milan, siamo alla fine del campionato, così come nella stagione 2000-2001 si giocò Roma-Milan, era la 32esima giornata, quindi era la terzultima giornata di campionato, una partita fondamentale per la Roma di capello, molto meno per il Milan che da qualche mese era affidato alla coppia Cesare Maldini-Mauro Tassotti, che avevano sostituito l'esonerato Alberto Zaccheroni. La Roma è un po' stanca, si gioca, tra l'altro il campionato è iniziato tardi, è iniziato ad ottobre, quindi è il 27 maggio del 2001, si gioca di sera perché fa troppo caldo e Roma e Milan si affrontano in una giornata cruciale, perché nella stessa giornata c'è anche Inter-Lazio, quindi c'è questo doppio scontro Milano-Roma. La Roma è in testa alla classifica, la Lazio insegue insieme alla Juventus lo scudetto. È una partita molto nervosa, molto tesa. Il Milan non ha quasi niente da chiedere perché ormai non può raggiungere il quarto posto ed è più o meno solido per la qualificazione in Coppa UEFA, invece la posta in palio è altissima per la Roma. Finisce 1-1, quindi il Milan mette in difficoltà la Roma andando anche in vantaggio al 45esimo con un gol di testa di Francesco Coco. Nel secondo tempo la Roma pareggia al 64esimo, quindi intorno al 20esimo del secondo tempo, con un gol tra i più belli della carriera di Vincenzo Montella, che parte da destra, si accentra, dribbla un avversario e poi vede Sebastiano Rossi fuori dai pali e lo batte con un lob, un pallonetto fantastico che muore all'incrocio dei pali. Nel finale, nonostante gli attacchi della Roma, il Milan colpirà un palo clamoroso con il difensore brasiliano Roque Junior, ma la partita terminerà 1-1 e ci sarà un'esplosione di gioia del pubblico romanista, perché proprio nei minuti di recupero l'Inter sul campo neutro di Bari pareggerà con un gol di Dalmà contro la Lazio, escludendo in pratica la Lazio dalla corsa scudetto, quantomeno virtualmente, e lanciando sempre di più la Roma verso il titolo che conquisterà poi a metà giugno all'ultima giornata. Questo è il ritaglio che io ho conservato della Gazzetta dello Sport. Guardate qui, Roma applaude Dalmà, proprio quello che vi dicevo, il pareggio all'Olimpico, un boato al gol dell'Inter contro la Lazio. Il Milan resiste con un uomo in meno, perché? Perché questa, adesso vi faccio vedere intanto che vi spiego il ritaglio della Gazzetta dello Sport, dove c'è il gol di Montella, tra l'altro vedete il pallonetto, non so quanto si veda con il gioco di luci e di forse magari se ci metto una cosa dietro può essere meglio, scusate, però magari ve lo faccio vedere meglio così. Ecco qui il gol di Montella. Il Milan era rimasto in 10 per l'espulsione di Calazze, che era stato stranamente nervoso, sempre stato un giocatore comunque abbastanza calmo, abbastanza tranquillo, ma purtroppo in quel periodo era arrivata la notizia del rapimento del fratello in Georgia, fratello che purtroppo poi sarà ritrovato cadavere tanti anni dopo, per tanti anni non se ne seppe più nulla. Forse fu un errore far giocare Calazze in quella condizione mentale, psicologica comunque molto, molto particolare. Fatto sta che ebbe fu provocato un po' da Candelà, altro giocatore sempre abbastanza corretto, insomma un grande campione. Poi i due litigarono e Calazze ebbe questa brutta reazione, si presero un po' per la maglia, per il collo. Diciamo che forse anche Candelà non si rese conto di aver provocato il giocatore sbagliato in quel momento, ma sappiamo insomma che in campo tante volte si pensa poco. Finisce 1-1 Roma-Milan. Alla fine del campionato Roma campione d'Italia, Milan sesto e qualificato alla Coppa UEFA. Vi faccio vedere le due squadre. La Roma campione d'Italia 2000-2001, questa è la prima pagina con un po' l'albo d'oro diciamo la storia della squadra, capello, lo scudetto e la squadra, e questi i giocatori della Roma, eccoli qua. La Roma campione d'Italia 2000-2001, giocatori che ovviamente tutti i tifosi romanisti che abbiano
più o meno una trentina d'anni conoscono a memoria. E vi faccio vedere pure il Milan, una stagione abbastanza anonima per i rossoneri. C'è ancora Zaccheroni qui sull'album, che poi, come vi ho detto, verrà esonerato da febbraio-marzo dopo l'eliminazione dall'Europa contro il Deportivo La Corugna, non quella disfatta del 2004, un altro Deportivo La Corugna eliminò il Milan, era il girone, in realtà non era un'eliminazione a scontro diretto. E questo è il Milan 2000-2001, eccolo qui, con tutti i giocatori di una squadra tutto sommato media, insomma non era un Milan eccezionale quello dopo lo scudetto del 99, ci sono anche altri giocatori dietro che vi mostro. E questo è il Roma-Milan, il ricordo di Roma-Milan del 2000-2001. La penultima giornata mette di fronte appunto giallorossi e rossoneri. Vedremo come andrà a finire, e noi ci vedremo anche la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato e vedremo quale partita analizzeremo. Magari ne posso trovare qualcuna di un'ultima giornata di campionato, come sarà l'ultima la prossima settimana. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e io torno presto. Ciao!